La legge 9 del 2024 appunto dispone l'attivazione degli ambiti territoriali sociali. Come azienda ULSS 2 Marca Trevigiana siamo impegnati nell'accompagnare gli ATS, che sono sostanzialmente composti dai comuni, funzione, nell'accoglimento delle funzioni la cui titolarità era rimasta ai servizi sociali, ma era stata delegata all'azienda sanitaria. Quindi stiamo lavorando insieme ai 3 ATS della nostra provincia per costruire un modello organizzativo che preveda anche un cronoprogramma per la gestione senza soluzioni di continui, cioè senza che i cittadini percepiscano delle particolari discontinuità o sospensioni dei servizi di alcune funzioni che finora sono state gestite dall'azienda sanitaria, e lo saranno anche nei prossimi mesi in questo percorso di appunto accompagnamento verso l'ambito che diventa la nuova istituzione che gestisce tutti i servizi socioassistenziali che sono di fatto una funzione dei comuni. Il nostro impegno è sancito anche dal fatto che per noi, per la nostra azienda e per tutte le aziende del Veneto, questo è un obiettivo strategico delle direzioni generali, e quindi sempre in stretta correlazione e contatto con l'assessorato gestiamo appunto attraverso delle cabine di regia paritetiche, quindi azienda sanitaria e ATS, area per area, quindi disabilità, anziani, salute mentale, dipendenze, naturalmente età evolutiva, che rappresenta anche una parte molto molto rilevante, questa transizione che speriamo di accompagnare in una modalità funzionale, efficace e sempre trasparente nei rapporti collaborativi che abbiamo con tutti i sindaci e con gli ATS.